Stava tornando a casa in bicicletta dopo essere stato a trovare nell'abitazione della compagna il figlio di 1 anno e mezzo. Un'auto lo ha travolto e ucciso a San Martino del Tagliamento, la vittima un 26enne di Casarsa. Ruba una borsa, ma la vittima reagisce e si aggrappa all'affare furtiva venendo trascinata per una quindicina di metri dall'auto del malvivente in fuga, che si libera di lei con un pugno, arrestato un udinese di 55 anni. La Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la legge con cui la Regione vietava l'installazione di impianti fotovoltaici in alcune aree di interesse culturale e paesaggistico. Per la consulta bisogna valutare caso per caso. Un sospiro di sollievo per alcuni, una vera soddisfazione per altri. Reagiscono così tabaccai friulani che non saranno più obbligati a accettare pagamenti con carte e bancomat per sigarette, marche e francobolli. L'ex centrocampista di Udinese e Torino minimizza sulla settimana difficile dei bianconeri. Secondo Beppe Dossena, la squadra di Sottile ha le carte in regola per puntare all'Europa. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un 26enne di Casarsa della Delizia è morto ieri sera, travolto da un'auto a San Martino al Tagliamento. Matteo Moro era in sella alla propria bicicletta e stava rincasando dopo essere stato a trovare nell'abitazione della compagna il figlioletto di appena 1 anno e mezzo. Stavo guardando la televisione quando all'improvviso ho sentito un fortissimo botto. Parla la donna che è stata tra le prime ad accorrere sul luogo del mortale. Stava rincasando dopo essere andato a trovare nell'abitazione della compagna il figlioletto di appena 1 anno e mezzo. Matteo Moro, 26 anni, residente a Casarsa della Delizia, è morto ieri sera alle 21:30, mentre in sella alla sua mountain bike stava percorrendo l'extrada provinciale 1 da San Martino al Tagliamento verso Valvasone. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Ford Focus condotta da un 24enne di Spilimbergo lo ha centrato in pieno. La bicicletta del giovane, sprovvista di dispositivi di illuminazione e rifrangenti, è stata tamponata in un tratto di strada poco illuminato dall'auto che viaggiava nello stesso senso di marcia. Un tonfo tremendo udito a quell'ora da chi abita nelle vicinanze. Una grande tonata che le dico che ancora nelle orecchie. E dopo tutto il momento è cominciato a venire tutto questo flusso di Carabinieri, 118, soccorsi. Non so chi non era, ecco. Avevano bloccato le strade naturalmente. E questo ragazzo che ormai questo ragazzo era era là, per terra. che cercavano da tirarlo di qua, ma era ormai andato, sì, ha finito perché era messo proprio male. Matteo Moro, dopo aver sfondato con la testa il parabrezza della Focus, è stato sbalzato ad una ventina di metri. Sul posto, personale del 118 ha tentato per oltre un'ora di rianimare il giovane investito, ma non c'è stato nulla da fare. È morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Un'altra giovane vita spezzata su un tratto di strada dove già in passato si sono verificati incidenti stradali dall'esito mortale. Il sindaco di San Martino al Tagliamento ha promesso, per rendere più sicura la viabilità sull'ex provinciale 1, la realizzazione di una pista ciclabile e una maggiore illuminazione. L'ex strada provinciale 1 è tristemente nota per tutta una serie di incidenti stradali, alcuni dall'esito mortale, che si sono verificati nel corso degli anni. L'ultimo in ordine di tempo è costato la vita ad un giovane di 26 anni. Alcune piccole migliorie, così da aumentare il livello di sicurezza, sono già state realizzate, ma evidentemente non bastano. Altre, come annunciato dal sindaco che ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia della vittima, sono al vaglio e, finanziamenti permettendo, potrebbero vedere la luce nei prossimi anni. Sì, noi sappiamo che è pericolosa questa strada, tant'è che abbiamo già presentato richieste, ci hanno finanziato una rotonda un po' più in su per cercare di rallentare la velocità dei mezzi. Certamente non risolverà il problema di questo tratto. Ecco, qui noi abbiamo in progetto una pista ciclabile da fare proprio su questo lato della strada, che è in accordo col comune di Valvasone, però si sa, insomma, si farà quando ci saranno i finanziamenti. Previsto anche il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Nel frattempo non possiamo fare altro che chiedere alla gente di rispettare i codici della strada, andare piano. Vedremo di fare qualche intervento perché effettivamente probabilmente servirà un po' di illuminazione in più, andando anche oltre il confine del centro abitato, per dare una mano agli autisti che magari non vedano il buio.
Ed ora andiamo a Udine. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha approvato il dispiegamento dell'esercito in Borgo Stazione nell'area dell'ex Cavarzerani, individuate dal Comune come zone sensibili. 24 ore su 24 un mezzo dell'esercito pattuglierà i quartieri con libertà di intervenire nel caso in cui vengano ravvisati crimini o reati. Udine schiera l'esercito per la sicurezza e l'ordine nelle zone più sensibili della città. È stata ratificata la decisione già anticipata nei giorni scorsi con una pattuglia di militari che 24 ore su 24 a partire da lunedì vigilerà su Borgo Stazione e sull'ex caserma Cavarzerani di via Cividale. La pattuglia, originariamente in servizio al casello autostradale di Palmanova, potrà intervenire nel caso in cui i militari vedano compiersi dei reati e sarà in costante collegamento con la sala operativa della questura. Saranno 3 militari con una pattuglia automontata che farà quindi con fasce orarie diverse vigilanza, quindi passaggi dinamici presso la Cavarzerani, un percorso già individuato col questore, e soprattutto in orari post pomeridiani notturni nella zona di Borgo Stazione. Qui saranno comunque autonomi fino a che poi la situazione, le turbative di ordine pubblico non siano così forti che richiede anche la presenza di operatori delle forze armate. Inizieranno a fare questo tipo di attività a supporto delle forze di polizia. Ovviamente le regole di ingaggio sono diverse, faranno un'attività appunto di supporto, ma che riteniamo che sarà un'attività importante, anche un segnale nei confronti dei cittadini, di vicinanza da parte delle istituzioni nei confronti dei residenti nel quartiere delle Magnolie e nei confronti dei residenti della zona di via Cividale, perché quell'attività di controllo, di pattugliamento del territorio verrà fatta tra appunto la sede della Cavarzerani e il quartiere delle Magnolie. Diviso il quartiere delle Magnolie tra chi sostiene che l'intervento dell'esercito sia fondamentale per garantire la sicurezza e chi invece non lo ritiene necessario. Da lunedì in Borgo Stazione arriva l'esercito per garantire più sicurezza. Serve oppure no? No, non va mai bene militarizzare una città, una zona, un'area della città. L'esercito mi sembra eccessivo, personale parere, semplicissimo parere. C'è comunque un bello spiegamento di forze perché ci sono vigili, vedi, ci sono i carabinieri e anche la finanza, quindi ci sono 2 macchine qui, 2 macchine là, i vigili che, ecco guardi, anche questo sta passando adesso, ma è un continuo, una ronda continua. Già il posto di polizia lì in via Leopardi credo che sia giovata qualche cosa, qualche divisa in più non fa mai male. Può essere un buon deterrente, proviamo. Non vedo l'esercito, proprio no. Se cominciamo con l'esercito è grave. Sì, c'è bisogno, sì. Specialmente in queste vie qua, verso la stazione qui. Può essere un piccolo deterrente in più, un po' esagerato probabilmente, ma un ulteriore deterrente, ecco. Potrebbe servire, ma sarebbe meglio che mettessero la polizia che, come si dice, controlli gli spazzatori e tutti gli altri. Assolutamente sì, visto gli ultimi precedenti, quindi sì. Ultimamente ho visto che la sicurezza è un po' abbassata, quindi sì, siamo a favore. Ruba una borsa ma la vittima reagisce, si aggrappa alla refurtiva per disfarsi della donna, le tira un pugno e la trascina con l'auto per 15 metri. Un udinese di 55 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina e furto. Ruba una borsa contenente oltre 2.000 euro e poi trascina la proprietaria con l'auto per una quindicina di metri. Arrestato un udinese con l'accusa di rapina e furto. Protagonista della vicenda è un uomo di 55 anni di etnia nomade, il cui arresto è stato convalidato dal GIP di Udine Maria Rosa Persico, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'episodio risale alla sera del 27 settembre, quando una donna di 34 anni è scesa dalla propria automobile in via del Bona a Udine, lasciandola aperta per qualche minuto. L'uomo è sceso a sua volta dalla propria vettura, sulla quale viaggiava assieme a un complice, e si è impossessato della borsa lasciata sul sedile anteriore destro. Poi è rientrato nell'auto portando con sé anche la vittima, che intanto si era accorta del furto e si era aggrappata alla borsa. Per farla desistere, il 55enne ha colpito con un pugno al volto la donna. La vittima, dopo essere stata trascinata dall'automobile, è finita sull'asfalto procurandosi lesioni guaribili in 7 giorni. A incastrare il 55enne sono state le telecamere della zona, che avevano ripreso la scena, compresa la targa dell'automobile. Un dato quest'ultimo che ha consentito di attribuire all'uomo anche 2 furti commessi poco prima a Cividale fuori da un maneggio. Qui erano state asportate
portato 2 borse da 2 auto in sosta. Pioggia e vento forte hanno causato ieri notte numerosi disagi in Friuli Venezia Giulia. 2 frane si sono staccate a Rese e Castelnovo del Friuli, diversi gli alberi che si sono schiantati al suolo. Al lavoro per riportare la situazione alla normalità, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Una violenta perturbazione si è abbattuta ieri notte sul Friuli Venezia Giulia. Pioggia battente e vento forte hanno creato non pochi disagi. Allagati scantinati i giardini, numerosi alberi sono finiti sulle strade. A Rese una frana ha invaso l'ex provinciale 42. Le forti piogge hanno tra l'altro incrossato i corsi d'acqua con portati in aumento. Questa mattina il gestore della diga di Salcano ha comunicato il possibile superamento del valore di scarico di 300 metri cubi al secondo, che corrisponde al primo livello di guardia. Dalle 7 alle 11:30 il personale del comune di Castelnovo e Pinzano, col supporto dei volontari della squadra comunale di protezione civile, ha lavorato per liberare tra la borgata di Celante e quella di Manazzons la viabilità da materiale argilloso e da pezzi di un muro di contenimento crollati. Spostati e tagliati inoltre alcuni rami spezzati che ostruivano alcune arterie stradali comunali. A Faedis è stato bonificato un tratto di strada interessato da uno smottamento che si è verificato lungo una viabilità della frazione di Gardiscutta. Disagi anche a Savonia di Sonzo, sono state rimosse alcune piante che siano schiantate al suolo sia in aree private che di accesso pubblico. 2 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto attorno alle 14 sulla statale Ponte Bana con l'Alto di Tarcento. A rimanere coinvolte un'auto, una Polo e una Yaris. Quest'ultima dopo l'impatto è finita in un fossato. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, di un'ambulanza della postazione 118 Tarcentina. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Tarcento, aiutati per la gestione del traffico dai colleghi del nucleo radiomobile di Cividale. Per circa un'ora e mezza il traffico ha subito forti rallentamenti ed è stato fatto procedere a senso unico alternato. Entrambi i feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Udine. Gli agenti della polizia stradale stanno indagando per verificare l'ammontare dei danni ed eventuali ammanchi di merce causati da alcune centinaia di tifosi del Milan nell'area di servizio di Duino Sud. Qui hanno fatto sosta 9 autobus sui quali viaggiavano circa 500 sostenitori del Milan diretti a Zagabria per assistere alla partita di stasera contro la Dinamo Zagabria, valevole per la Champions League. I tifosi hanno creato confusione e probabilmente hanno sottratto anche merce. Sono poi ripartiti e sono stati presi in consegna dalle autorità di polizia slovene che per essere accompagnati fino al confine, che poi li ha accompagnati fino al confine con la Croazia. Il governo si prepara a incassare la fiducia del Parlamento per cominciare a operare. Oggi la Premier Meloni ha parlato alla Camera per illustrare il suo programma. A pochi passi da lei anche il ministro friulano Luca Ciriani. In serata atteso il via libera dell'Aula, domani toccherà al Senato. Il nuovo governo è alla prova della fiducia, oggi alla Camera, domani al Senato. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, emozionata per la solennità del momento, a Montecitorio ha tenuto il suo discorso programmatico nel quale ha spaziato dalla flat tax all'immigrazione, ha detto che bisogna aiutare chi ha davvero bisogno ma combattere gli scafisti, dalla crisi Covid, superata grazie ai sanitari in prima linea, alla ferma posizione sull'Ucraina per la quale non ci possono essere compromessi con Putin, nonostante una crisi energetica da fermare ad ogni costo, fino a una riforma che porti al presidenzialismo. Meloni ha sottolineato l'importanza di libertà e democrazia citando Papa Wojtyla e ha assicurato sostegno a chi non può lavorare, ma con un distinguo preciso. Per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l'accompagnamento al lavoro, anche sfruttando appieno le risorse e le possibilità messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo. A lungo applaudita dal centrodestra, non dall'opposizione, Meloni ha preso le distanze da ogni dittatura. Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso. Esattamente come ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana. Sostegno pieno dai ministri presenti, tra i quali il friulano Luca Ciriani, a cui spetterà il compito di tessere i rapporti tra governo e Parlamento. Nel pomeriggio la discussione generale con la replica di Meloni, in serata la scontata fiducia da parte della Camera. Domani la Premier è attesa al Senato, dove i numeri sono più ristretti, ma non si attendono sorprese. Non una fiducia cieca, ma le prime parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sembrano trovare favore nel Presidente della Regione Massimiliano Fedriga.
Dalle parole ai fatti, anche se le premesse sembrano esserci tutte, il Presidente della Regione tra i lavori d'aula e gli incontri istituzionali è riuscito anche ad ascoltare l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sì, mi sembra che sia una compagine di governo di livello. È chiaro però che dobbiamo aspettare anche le azioni che questo esecutivo porterà avanti. Ho sentito oggi alcuni passaggi dell'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mi sembrano molto condivisibili, soprattutto anche sulla parte di sviluppo, sulla parte del coraggio di mettere in campo tutte quelle azioni, anche con interventi infrastrutturali per il Paese, penso per esempio per la parte energia che è fondamentale. La sfida al momento è quella del caro energia, anche se il price cap e gli altri interventi europei ottenuti dall'ex premier Mario Draghi hanno già dato una prospettiva diversa. Devo dire che oggi siamo in una situazione decisamente diversa rispetto a qualche mese addietro, dove avevamo anche raggiunto i 300 euro megawattora, che sono veramente una cifra insostenibile per il sistema imprenditoriale, ma anche per le nostre famiglie. Non a caso noi siamo intervenuti con misure importanti. Penso che sulla parte energia abbiamo messo circa, se non di più, di 200 milioni di euro soltanto quest'anno, come Regione Friuli Venezia Giulia. Aveva inoltrato diverse mail minacciose ed ingiuriose a numerose figure pubbliche, tra cui il Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, opponendosi fermamente all'obbligo vaccinale e a quello di esibire il Green Pass nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro. Nei confronti di un 55enne milanese incensurato, personale della Digos di Trieste e della Polfer del Friuli Venezia Giulia ha effettuato una perquisizione domiciliare. Sono stati rinvenuti il telefono cellulare e la SIM card in uso all'uomo, che sono stati sottoposti a sequestro insieme alla casella di posta elettronica alla quale sono state inoltrate le email. Oggi in aula acceso scambio di accuse tra la Premier Meloni e la deputata Dem Serracchiani. Vediamo. Sul ruolo delle donne in politica e non solo, botta e risposta alla Camera oggi tra la neopresidente del Consiglio Giorgia Meloni e la deputata Dem friulana Deborah Serracchiani. A dare fuoco alle polveri è stata l'esponente del Partito Democratico, con il suo riferimento alla stessa Meloni, prima donna premier in Italia. Coltivo, dicevo, l'idea che questo tetto di cristallo che è stato infranto ora non rischi di rinchiudersi a causa di una politica che ci sembra di scorgere già dalle prime battute del suo governo vuole le donne un passo indietro rispetto agli uomini e dedite essenzialmente alla famiglia e ai figli. Speriamo di sbagliare. Durante la replica, dopo la discussione della fiducia al governo alla Camera, dura la risposta della Premier a Serracchiani. Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Non so da che cosa lei abbia vinto questa lettura, ma le devo dire che non la condivido. Non so da che cosa lei abbia vinto questa lettura, ma io stamattina ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Certo, ho parlato anche di natalità, certo ho parlato anche di famiglia. Sa perché? Perché io considero sì una sconfitta che una donna debba rinunciare a lavorare per avere un bambino, ma considero altrettanto una sconfitta che una donna debba rinunciare ad avere un bambino per lavorare. Ed ora la politica regionale. Fratelli d'Italia conferma piena fiducia in Massimiliano Fedriga, mentre nel centrodestra si lavora al campo largo, ma nel PD scoppia la critica feroce contro il segretario designato Renzo Oliva. Nel centrodestra non ci dovrebbero essere sorprese in vista delle elezioni regionali di primavera 2023 e si va verso la riconferma di Massimiliano Fedriga. Useremo il nostro attuale consenso come clava verso gli alleati del centrodestra. Poi è chiaro che speriamo che alle regionali non un uomo, perché Fedriga ce l'abbiamo, gli uomini, ma soprattutto le idee di Fratelli d'Italia siano nuovamente premiate. Quindi è una questione di linea politica, non di persone. Progetto FVG confluirà nella lista del presidente, ma solo per le regionali. Decisamente complicata la partita poker nel centro-sinistra, dove spunta il nome di Massimo Morettuzzo. I nomi, chi sarà il candidato, io credo siano questioni che devono arrivare dopo. L'importante è capire se c'è davvero la volontà di costruire un progetto di alternativa forte e che parta dai territori della regione. In 5 Stelle hanno mandato in avascoperta gli Sherpa e non escludono che
un candidato indipendente potrebbe trovare il loro appoggio, anche se l'auspicio è di trovare un punto di incontro su un candidato politico. È importantissimo avere le idee chiare su dove si vuole portare la regione Friuli Venezia Giulia. Noi stiamo già scrivendo come Movimento 5 Stelle il nostro programma per le elezioni amministrative, ovviamente. È un programma ambizioso e cercheremo di coagulare attorno alle nostre idee quanta più società civile possibile. Intanto sabato il PD si troverà in assemblea per eleggere il segretario e la strada di Renzo Oliva parte decisamente in salita. Non è una candidatura adeguata, io spero ci siano margini per l'unità, ci siano margini per far emergere ancora magari una candidatura di un giovane amministratore che abbia voglia di segnare questa discontinuità. Renzo Oliva, al di là di tutto, è una persona di 70 anni, un pensionato che tra l'altro negli ultimi tempi si è segnalato per delle uscite su Facebook assolutamente inadeguate. Un sospiro di sollievo e per alcuni una vera soddisfazione. Da oggi i tabaccai non saranno più obbligati ad accettare i pagamenti con bancomat e carta di credito per l'acquisto di sigarette, tabacchi, marche da bollo o francobolli. I tabaccai non saranno più obbligati ad accettare i pagamenti con strumenti digitali come bancomat e carta di credito per l'acquisto di beni come sigarette, tabacchi, marche da bollo o francobolli. La novità è prevista in un provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un sospiro di sollievo anche per le tabaccherie della regione. Siamo contenti. Il problema è che noi come tabaccai lavoriamo con dei margini bassissimi. E addirittura facciamo servizi come le ricariche telefoniche con l'1% di margine. E pensare che poi magari un cliente ti paga con una carta di credito, con una carta bancomat, che significa praticamente rimetterci a lavorare in perdita perché abbiamo dei costi molto alti. Siete soddisfatti? Beh sì, perché la marginalità su questi prodotti è molto piccola. Da anni che praticamente noi vendavamo sempre i grattavinci, non potevi rifiutarti e praticamente andavi a rimettere dei soldi anziché guadagnarli. E lo stesso vale anche per le ricariche telefoniche che speriamo si faccia qualcosa anche lì. Avvertivamo il cliente, guardi è meglio in contanti, però se non ha contanti facciamo col POS. C'era qualche cliente, ma non cliente nostro fisso, che diceva non sono cose mie, arrangiatevi. Il cliente è una forma di comodità col POS, nel senso che non deve avere contanti. Questo d'accordo, lo comprendiamo questo, però è chiaro che anche dal nostro punto di vista sì, siamo qua per lavorare, per guadagnare alla fine dei conti, magari poco, però bisogna guadagnare. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del Friuli Venezia Giulia che regolavano la tutela del paesaggio e dei beni culturali in rapporto all'installazione di grandi impianti fotovoltaici. Impianti fotovoltaici, illegittime le norme della Regione Friuli Venezia Giulia che indicano le aree sulle quali non è consentito installare i pannelli. Lo ha deciso la Corte Costituzionale in una sentenza pubblicata alcuni giorni fa. Nel mirino della consulta, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, era finito l'articolo 4 della legge 16 del 2021. Nel comma 17, la Regione aveva escluso che si potessero installare impianti con una potenza superiore a 1 megawatt in alcune aree. Tra le altre, i siti UNESCO, Natura 2000 e quelli di notevole interesse culturale e paesaggistico. La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva sollevato il caso sostenendo da una parte che l'individuazione dei criteri di esclusione spetta allo Stato attraverso un decreto interministeriale, dall'altra che la Regione non può individuare le aree con una legge, ma solo attraverso un procedimento amministrativo che valuti caso per caso, così da equilibrare la diffusione del fotovoltaico e la tutela dei beni culturali e paesaggistici. Considerazioni queste condivise dalla Corte. Con questa sentenza, inoltre, viene limitato il ruolo dei comuni del Friuli Venezia Giulia, che ora potranno valutare i progetti solo in base alla disciplina urbanistica, senza la possibilità di introdurre limitazioni alle installazioni. Snam ha rilevato 5 impianti per la produzione di biogas agricolo tra Veneto e Friuli per convertirli a biometano, un'operazione da 30 milioni di euro.
Un altro passo per creare alternative al gas russo è quello di Snam, che accelera sul biometano, aggiungendo al proprio portafoglio 5 nuovi impianti nel nord-est grazie a un'operazione da 30 milioni di euro effettuata tramite Yes Biogas, una controllata di Snam for Environment, società del gruppo attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare. Gli impianti si trovano nelle province di Udine, Pordenone, Venezia e Padova e hanno 1 megawatt di capacità ciascuno. Obiettivo dell'acquisizione è di convertire i 5 impianti di biogas agricolo, che attualmente producono energia elettrica, a biometano. Attraverso la valorizzazione di reflui zootecnici, scarti agricoli e colture di secondo raccolto, spiega Snam, gli impianti produrranno a regime oltre 22 milioni di metri cubi l'anno di biometano. 3 dei 5 impianti saranno collegati alla rete nazionale per l'immissione diretta del biogas naturale compresso, mentre gli altri 2 saranno dotati di un impianto di liquefazione per la produzione di biogas naturale liquido destinato ad alimentare le flotte di veicoli pesanti per la distribuzione delle merci. Oggi si contano in Italia 35 impianti agricoli per un valore stimato di 773 milioni di metri cubi di biometano da qui al 2023. Con gli attuali 1,7 miliardi di euro stanziati dai nuovi provvedimenti, Snam stima una produzione di 8 miliardi di metri cubi di biometano annui al 2030, pari a circa il 30% dell'obiettivo del governo per sostituire il gas russo. Gli studenti di terza e quarta del Marinoni di Udine sono stati coinvolti questa mattina in una campagna di sensibilizzazione sugli incidenti stradali. Prevenzione, responsabilità, consapevolezza sono le parole chiave ripetute più volte agli studenti del Marinoni di Udine, scuola dove questa mattina ha fatto tappa il pullman azzurro della Polizia di Stato. Si tratta di un'aula multimediale itinerante che sta facendo il giro di tutta Italia nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali. A bordo del mezzo e negli spazi della scuola, agenti specificamente formati diventano maestri di sicurezza. Tematica specifica dell'evento al Marinoni sono gli effetti dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti in correlazione alla guida e agli incidenti. Teoria ma anche pratica. Così, ad esempio, agli studenti sono stati fatti indossare dei particolari occhiali che simulano gli stessi problemi alla vista e non solo, causati da droghe e eccesso di alcol, con i quali hanno affrontato un percorso stradale a piedi, sperimentando quanto di fatto accade a chi si mette alla guida in condizioni non idonee. Se voi e i vostri amici vi trovate in queste condizioni, fermatevi prima che sia troppo tardi, hanno detto gli agenti di polizia ai ragazzi. Chiedete aiuto, fatevi venire a prendere, avvertite che preferite dormire in auto e rimettervi nelle condizioni di guidare in sicurezza prima di tornare a casa. Ma tornate a casa. Agli studenti del Marinoni, di terza e di quarta, hanno parlato, nell'aula magna dell'istituto, il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, il questore Alfredo D'Agostino e il dirigente della sezione di polizia stradale di Udine, vicequestore Gianluca Romiti. Questo è un'attività itinerante che gira per tutta l'Italia, quindi tutte le scuole del paese, grosso modo, vengono toccate. Quelle che aderiscono ad un progetto, che è appunto il progetto tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento Servizi Antidroga, no? Appunto con la prevenzione delle sostanze stupefacenti, quindi il focus è quello, il focus è parlare degli effetti dell'alcol e dell'abuso di sostanze stupefacenti rispetto alla guida. E il pullman azzurro è un pullman itinerante che gira per tutti i centri del paese. Naso all'insù con gli occhi protetti per evitare possibili danni alla retina. In Friuli in molti non hanno saputo resistere al fascino dell'eclissi di sole. L'eclissi di sole è un fenomeno che ha sempre affascinato fino dall'antichità. Oggi, a distanza di 23 anni da quella che in Friuli Venezia Giulia fu quasi totale, è stato possibile rivederla in maniera parziale dalle 11:18 alle 13:10, con il picco massimo di copertura del 27% alle 12:14. Per la sua visione, la nostra regione è stata privilegiata rispetto al resto d'Italia, in quanto il picco massimo, con una copertura dell'80%, era previsto in Russia. In barba alle previsioni del tempo, le nubi si sono aperte e hanno consentito la visione del fenomeno dovuto alla posizione della Luna che, trovandosi tra il Sole e la Terra, proietta su quest'ultima la sua ombra. I popoli antichi veneravano il Sole, veneravano la Luna, di conseguenza avevano queste venerazioni, quindi sono nati miti e leggende
sulle eclissi, tipo eclissi da fine del mondo e cose di questo genere, che comunque non hanno nessuna valenza dal punto di vista scientifico. Il fenomeno di oggi fa parte della famiglia Saros, una serie di eclissi separate tra loro da un intervallo di 18 anni. La prima si è verificata il 6 marzo del 1049, l'ultima avrà luogo l'11 marzo del 2347. Le prossime eclissi parziali di Sole visibili in Italia saranno il 26 agosto del 2026 e il 2 agosto del 2027. La prossima totale sarà nel 2081. Questa sera in diretta dalle 21 torna nei nostri studi Lo Scrigno, la trasmissione di Daniele Paroni che racconta ogni settimana le tradizioni, le peculiarità della nostra regione. Allora, lui si sta preparando, ci colleghiamo subito con lui per qualche anticipazione. A te. Grazie Alexis, sì, ci siamo, finalmente dopo 2 anni ritorniamo dentro questo studio per andare in onda con il nostro, spero anche vostro amato Scrigno. È una puntata dove non mancheranno le emozioni, visto che ci siete mancati, speriamo di esservi mancati anche noi, e parleremo di una tradizione, quella di Ognissanti, che si celebra particolarmente nella Bassa Friulana e particolarmente a Rivignano. Lo studio sarà praticamente gremito, quindi finalmente senza limitazioni. Avremo una band dove ci sono io e avremo anche degli inserimenti di rubriche particolarmente speciali, quindi non parleremo solo di Ognissanti, ma ci saranno altre pillole dal resto della regione. Il regista è all'esordio, lo saluto, è Simone Caramaschi, credo sia emozionato anche lui, e ovviamente saluto anche Paolo Bassi e Chiara Miscoria, che sono gli operatori di ripresa e al banco audio. Noi ci vediamo alle 21, quindi fra pochissimo, vediamo che cosa ci sarà dentro questo Scrigno. A te Alexis. Grazie Daniele, dunque appuntamento da non perdere questa sera alle 21 con Lo Scrigno in diretta. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, subito dopo la pubblicità appuntamento con le notizie sportive. Buona serata.